ottima la conferma di Caccetta, ottimo anche l'arrivo a parametro zero di Spinelli. Se n'è andato Barraco, esterno destro, però al suo posto è arrivato Basso, è stato confermato Madonia e l'attacco è stato molto implementato. Ci prova il Trapani, il cross in mezzo con Campironi che riesce a toccare il pallone, la porta è vuota e va in vantaggio il Trapani al 9° minuto di gioco. Un infortunio da parte del portiere Campironi che su un cross tagliente è riuscito solamente a toccare il pallone, di fatto mandando in scacco tutta la propria difesa. La porta si è spalancata davanti e non ha avuto problemi nel centrarla Fernando Orazio Spinelli, che segna il suo primo gol con la maglia granata. Un battente Spinelli preso dal Siracusa, dove l'anno scorso era il pilastro della mediana, argentino di Buenos Aires, che ha sviluppato però tutta la propria carriera in Italia. Andiamo a rivedere Campironi che anticipa Tarantino, rimane anche leggermente contuso il 23enne portiere del Treviso. Un errore difensivo e va già avanti il Trapani, sbloccando subito la partita e potendosi permettere adesso un match di gestione. Gol assolutamente elementare. Prova ad impostare il difensore ventenne, un pallone però difficile per Tarantino, anche se Rizzi sceglie di rifugiarsi in fallo laterale. Sentite gli applausi, segno che probabilmente Campironi si è rialzato. Prova a reagire il Treviso con il tiro di Piccone! Che gol di Andrea Luca Piccone, il pareggio immediato da parte dei veneti al 14°. Ha azzeccato in pieno la scelta Maurizi, che ha preferito questo 21enne a sì, e allora il Trapani viene gelato dal pari immediato del Treviso. 14 minuti sul cronometro, è successo veramente di tutto, già 2 gol, un cambio per l'infortunio del portiere trevigiano. Si diceva la partenza peggiore possibile per Maurizi, ma questa è la risposta migliore possibile ed è un vero super gol, il primo stagionale di Andrea Luca Piccone. 1-1 al provinciale. Tutto da rifare per la formazione di Boscaglia da parte di Spinelli. Prova a ripartire il Trapani. C'è molto spazio sul settore di destra, dove arriva con grande velocità a cercare di controllare questo pallone Mancosu, poi l'intervento su di lui. Vediamo qual è la decisione dell'arbitro. Calcio di rigore e ammonizione. Rigore in favore del Trapani. Altro colpo di scena, un contropiede totalmente concesso dalla squadra di Maurizi. Mancosu è riuscito ad andare via a Rosaia. Forse tocca anche una fetta di pallone Esposito, però l'entrata è sostanzialmente scellerata e il rigore secondo me ci può stare, visto che Esposito tocca sicuramente prima Mancosu. La danza di Merlano, si prepara Madonia, ha fischiato l'arbitro, Madonia spiazza Merlano. 2-1, il Trapani torna in vantaggio, arriva il secondo gol in questo campionato per Giuseppe Madonia, che l'anno scorso ne aveva fatti 14. L'esultanza da parte del più grande idolo del provinciale. Rigore sostanzialmente perfetto, portiere da una parte, pallone messo sotto l'incrocio dei pali opposto, impossibile opporsi al penalty del 29enne numero 10 e anche a patto di indovinare l'angolo. 2-1 dunque per il Trapani, che torna avanti al minuto numero 33 con il gol di... La battuta di Jacopo Fortunato, il pallone gira, Nordi attende la sfera ma ha visto una spinta il direttore di gara. Rigore per il Treviso, conquistato da Piccone. Treviso che può trovare di nuovo il pareggio, e a giudicare da queste immagini Pagliarulo è in ritardo e va a travolgere Andrea Luca Piccone, protagonista assoluto di questa prima frazione di gioco. Piccone, un gol fantastico e un rigore procurato. Può andare dal dischetto Nazareno Tarantino per segnare il secondo gol, sempre dai 12 passi del suo campionato, nel secondo dei 6 minuti di recupero concessi dall'arbitro. Parte Nazareno Tarantino, è perfetto anche lui come Madonia. 2-2 a Trapani, il Treviso ha ripreso ancora una volta la partita. L'esultanza di Tarantino, che va a raccogliere l'abbraccio dei compagni della panchina. 2 rigori assolutamente impeccabili, quelli tirati da Madonia e Nazareno Tarantino. Andiamo a rivedere, pallone appoggiato contro la base del palo, assolutamente imparato del Trapani, incredibile primo tempo. Madonia in posizione regolare, Mancosu di petto, Merlano lo ferma, la porta è vuota, la infila Abate. 3-2 al 51esimo minuto del primo tempo. L'esultanza di Giovanni Abate. Qua secondo me è da valutare la posizione di Madonia, che mi sembrava oltre la linea difensiva trevigiana. Poi non ha premuto il grilletto Mancosu, fermato molto bene da Merlano. È riuscito invece a infilare il tap-in Giovanni Abate. Primo gol in campionato per il numero 9 del Trapani. Rivediamo
il cross con Mancosu che controlla forse addirittura con un braccio, e Abate che trova via del primo palo. Aveva appena colpito una traversa d'Aiello e si va a riposo al Provinciale con il Trapani avanti per 3-2 sul Treviso dopo i 51.